Sì, il 27 gennaio è sostanzialmente la data che si ricorda come l'ingresso delle truppe ad Auschwitz e quindi la fine di quel campo di concentramento e degli altri campi poi di fatto. Stiamo parlando di 6 milioni di ebrei che hanno perso la vita nello sterminio e oggi la giornata della memoria è una giornata che vuole ricordare appunto la Shoah, lo sterminio degli ebrei e per fare in modo che quello che è accaduto non accada più con ovviamente le sfumature dell'era moderna, dell'epoca moderna, ma che riconosce che i pericoli possono essere sempre dietro l'angolo. Poca gente, troppa poca gente in piazza nel nome di questo ricordo. Ma guardi, non è un richiamo ai cittadini, molto probabilmente c'è un po', brutta parola da dire, un'assuefazione alle celebrazioni in generale. Penso che il prossimo anno lo vogliamo fare, vogliamo dare una mano alla comunità ebraica affinché si possa avere la piazza piena e soprattutto io spero di scolaresche.